Abreia, capitolo 13. L'ultima raccomandazione. Continuate a vi volere bene con me, frate. Non vi scordate mai a cogliere in da casa vostra con piacere quello che viene a voi. Ci fu una certa che facendo così, senza manco lo sapere, accogliete in da casa loro certi angeli. Non vi scordate mai tutti quelli che stanno in galera, come se fossero pure voi prigionieri insieme con loro. Ricordatevi tutti quelli che vengono scamazzati, perché pure voi siete carne come loro. O matrimonio potesse essere sempre regnuto alla Varenza, tutto quanto, e tanto il marito che la moglie non facessero mai inchiavacare in qualche o lietto loro, perché Dio castigherà chi il marito che scurnacchiasse la moglie, o che la moglie che mettesse il corno al marito, e tutti quelli che faranno schifezze e fedenzie. Non facete a capo la vita vostra a smania e a cucchiare ricchezza, accontentandovi. Invece tutto quello che tenete, perché Dio stesso ha scritto nella Bibbia, non ti lascia arraggi più, non ti abbatto un arraggi mai. E così per noi potremo ricevere chi ne fiducia. O Signore viene sempre mi aiuta, e non mi piglia arraggi più a paura, che mi potranno fare male all'uomo. A fedeltà. Non vi scordate mai tutte quelle che vanno accompagnate e vanno fatte conoscere la parola di Dio. Pensate come sono campate e come sono morte e copiate in la vita vostra che è la fede che hanno tenuto loro. Gesù Cristo è sempre lo stesso, a ieri, oggi e sempre. Non vi lasciate ingannare da dottrine diverse e sterze. È una cosa assai buona che il cuore vostro potesse essere saziato dalla razza di Dio e non già un piatto e mangiare, che non ha mai portato un profitto buono a tutti quelli che se l'hanno mangiato. Perché chi è stato a sentire tutte queste istruzioni non ha mai avuto un profitto buono in tutta la vita sua. E prima che stiano a servizio in tuo tempio di Dio, non tenevano nessun diritto di mangiare quella offerta che aveva presentato coppa all'altare nostro. O sommo sacerdote della Breia, portava in a chilo pizza così santa, solo usa anche tutte quelle bestie che venivano scannate e faceva quella offerta come un sacrificio per scolpare i peccati. E i corpi invece, e tutte queste bestie, venivano bruciate fuori dai muri della città. E proprio per questo Gesù è morto fuori dai muri della città, per purificare tutto il popolo con sangue suo. A scima perché se pur noi fuori dai muri della città, andiamo in mezzo a essa, portando con noi lo stesso sproposito suo, perché noi non diremmo che abbascia una città dove un mondo arriva per sempre, perché noi amiamo che è la città che deve venire ancora. Per mezzo di Gesù presentiamo innanzi a Dio, come un sacrificio, tutte le preghiere nostre, chi ne amore. Perché chi lo frutta è tutta la bocca nostra, canta una grande priezza innanzi a un uomo suo. Non vi scordate mai e fa bene, mettete sempre insieme tutte quelle che tenete, perché sono questi che li sacrifici che piacciono assai innanzi a Dio. Obbedienza e guida spirituale. Sentite sempre quelli che comandano e mettete sempre in pratica tutte quelle che vi dicono, quelli che stanno a capo di tutta la Chiesa, e campate sempre sottomesse a loro. Perché sono loro che guardano con ognuno di voi, come persone che avranno a rendere conto un giorno innanzi a Dio. Comportatevi in una maniera che chi sta facessero trovare loro con priezza, che se no faranno contro cuore e non ci sarà nessun profitto, buono manca per voi. Pregate sempre pure per noi. Noi pensiamo sempre a sta in pace che la scienza nostra, perché ci sforziamo e ci comportiamo buoni in ogni occasione della vita nostra. Per raccomando, pregate pure per me, perché Dio mi facesse la razza e tornare presto una volta in mezzo a voi. Vute, notizie e salute. Io sto pregando assai per voi, perché venisse pace che tu dica alla brada rinda morte Gesù, o Signore nostro, che l'ha fatta davanti al pastore assai rossa per tutte le pecorelle, per mezzo dello sangue che è l'alleanza nuova e eterna che ha fatto con noi. Chi tu dia la pace per essere capace di far compiere ogni cosa buona, per fare sempre il volere suo. Potesse ravvicare ancora a voi tutta la razza sua, per fare tutto quello che piace a esso, per mezzo di Gesù Cristo. Nanzi esso stessa tutta la rolia per sempre. Amen. Ma raccomando, frati miei, sentite con pazienza tutte queste parole mie che ho giurito per vi sponzonare. E proprio per questo ho voluto scrivere solo poche cose. E voglio pure far sapere che Timoteo, o frate nostro, è stato scarcerato. Se avesse arrivato a presto, ve ne raggio pure insieme con esso a venire a vi trovare da voto. Salutate tutti quelli che stanno a capo, tutta la chiesa vostra e tutto il popolo di Dio. Vi salutano loro pure tutti quelli che vengono all'Italia. A razza di Dio, stesse sempre, uguale a voi.